Dopo le medaglie agli scorsi giochi olimpici, oggi qui a Cortina, a Casa Veneto, che cosa significa per un atleta vivere un'Olimpiade e cosa può significare secondo te vivere un'Olimpiade in casa? Beh, un'Olimpiade è speciale, in casa credo ancora di più. Devo dire che ridendo invidio molto i miei colleghi, amici che stanno scendendo tra l'altro in questo momento sulle Tofane per questa Olimpiade in casa perché significa prima di tutto vivere il calore delle persone che ti hanno visto crescere, ti hanno accompagnato, ti hanno custodito anche nel percorso che ti ha portato fino alla Paralimpiade, all'Olimpiade e oggi davanti a loro mettersi in gioco, mettersi alla prova e sognare con loro. Quindi un grandissimo in bocca al lupo a tutti loro. Penso a René che è di San Vito, di Cortina, ma a tutti gli altri nostri compagni italiani insomma, impegnati in questi giorni qui a Milano Cortina. Ecco, a te lo sport si può dire ti ha salvato. Cosa ha significato e quanto importante è che soprattutto i giovani inizino a fare sport? Lo sport prima di tutto è un impulso, un qualcosa che ti permette di crescere sotto tanti punti di vista. In ultimo quello di provare a raggiungere un obiettivo concretamente sportivo che sia quello di un'Olimpiade o altro. Prima di tutto da un punto di vista umano, ti dà la possibilità di interfacciarti e immergerti nelle altre persone, vivere con loro in simbiosi e crescere assieme a loro e capire quanto importante sia il valore della squadra anche e soprattutto in uno sport individuale, penso al mio ma a tanti altri sport invernali individuali che in realtà però vivono grazie alla squadra, grazie al team e al lavoro di gruppo.